Avrebbero legato gli anziani al letto e alle sedie a rotelle, somministrando in alcuni casi dei farmaci per sedarli. 6 persone sono state indagate a Palermo con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli ospiti della comunità alloggio Il Giardino delle Sterlizie di Viale Lazio. Infatti i finanzieri del comando provinciale hanno così eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti del titolare della struttura e di ben 5 operatrici. Per il titolare Valerio Alagna, di 36 anni, il GIP ha disposto il divieto di esercizio di attività imprenditoriali in strutture assistenziali o in case di riposo per anziani per un anno. Per gli operatori assistenziali Gaetana Montalto, 49 anni, Maria Loiacono, 59 anni, Patrizia Lamattina, 55 anni, Antonina Militello, di 42 anni, Vincenzo Cascino, di 54 anni, è scattato così il divieto di prestazione di attività professionale in strutture assistenziali o case di riposo per anziani per un anno. Le indagini nel corso dell'operazione Giardino Oscuro, avviate dopo la segnalazione di un ospite della comunità, sono state condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria. Sarebbero numerosi gli episodi di vessazioni e angherie nei confronti degli ospiti, violenze fisiche con schiaffi, addirittura pugni e strattonamenti, offese e minacce finanche di morte. Dalle indagini è emerso inoltre che gli operatori erano soliti legare gli anziani per ore, somministrando loro in alcuni casi farmaci in misura superiore rispetto a quelle prescritte dal medico, al fine di sedarli. Le continue offese, le umiliazioni, le minacce, le percorse, le ingiurie, si legge nell'ordinanza del GIP, poste in essere nei confronti degli ospiti della struttura assistenziale, integrano il delitto di maltrattamenti, potendo certamente tali atti, per la loro intensità e abitualità, essere fonte di disagio continuo per le persone offese. Da lì l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo.